architetto, in questo dibattito si è parlato tanto della questione dell'impatto visivo di queste tre torri, di queste tre unità residenziali. Lei come risponde a questa cosa? Rispondo che siamo in un'epoca in cui dobbiamo, per salvaguardare il consumo del suolo, abbiamo anche l'obbligo di sviluppare queste volumetrie in altezza. E lo sviluppo in altezza è uno sviluppo anche ecosostenibile. Perché? Perché, ripeto, vado a liberare degli spazi a terra e degli spazi a verde più importanti. Nel nostro caso specifico, lo studio di queste tre condomini alti, perché chiamare torri quasi sono dei condomini alti, e sono condomini alti che in Conegliano già negli anni 70-80 erano già presenti. Se noi andiamo qui vicina e al di là della linea ferroviaria ex Piazza d'Armi, abbiamo dei condomini che sono di 12, 11, 10 piani. Il nostro progetto ha tre condomini che sono di 11, 12 e 15 piani e sono diversi fra loro proprio perché lo studio puntuale dello sviluppo delle facciate, del ribaltamento delle facciate sia verso l'interno fra i tre blocchi, sia verso l'esterno fra l'isolato e i fabbricati adiacenti, non interferiscano, quindi non ci sia una sovrapposizione, quindi ci sia lo giusto rispetto per la privacy, per la statica, per la sicurezza, e quindi i fabbricati sono realmente progettati e sono calati nel territorio in maniera naturale, sensibile, corretta, senza andare a deturpare niente, ma a mio avviso ne qualificano l'area.